il primo è diciamo, il rifiuto da parte della parte pubblica, la provincia compresa, di una serie di condizioni che erano state considerate pregiudiziali. Noi non possiamo ottemperare a condizioni che non siano previste dalla normativa attuale. Qui nell'offerta della SITA, che era un'offerta condizionata, si chiedeva alla provincia o alla regione di assicurare circa 5 miliardi in più all'anno. Non eravamo in grado di farlo, non potremmo farlo neanche adesso, quindi questa cosa non poteva avere una risposta positiva. Poi altre questioni che erano state chieste all'interno di quell'offerta condizionata, anche queste dovevano essere ridimensionate, almeno per quanto riguardava la parte pubblica. Quello era un problema che poteva essere risolto all'interno di una trattativa mista politico-sindacale, questo non mi pare che fosse il problema essenziale. Lì è una questione che partiva dal sindacato e la provincia si faceva carico, come si sta facendo carico anche adesso del problema, della soluzione del problema complessivo dei 476 dipendenti. Credo che invece i problemi che non potevano avere una risposta positiva fossero ad esempio sul 30% di linee in subconcessione. La legge non lo permette e noi non potremo mai autorizzarlo. Ecco, questo è tranquillo. Ho capito. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Sì, pronto. Intanto volevo scusarmi prima per aver messo giù il telefono senza salutare. Volevo dire questo, in che misura hanno inciso sul fallimento dell'ATP la distribuzione delle risorse da parte dello Stato in base a chilometri, perché io so che per esempio si diversifica moltissimo tra nord e sud, tra città e città, tra provincia e provincia. E poi il fatto che l'ATP è stata trasformata in una società per azione nel cui consiglio di amministrazione c'era l'intera giunta con alcuni funzionari. Grazie. E questa, buonasera. Allora, indubbiamente il Fondo Nazionale Trasporti è distribuito male all'interno del nostro Paese. La distribuzione è essenzialmente su base storica, noi abbiamo un contributo chilometrico per quanto riguarda un'azienda come l'ATP che era pari a circa 1.700 lire a chilometro contro le oltre 3.000 lire che abbiamo in altre province. Questo è il problema essenziale. Poi all'interno della nostra stessa regione il Fondo Nazionale Trasporti è distribuito, diciamo, ulteriormente male. Alcune aziende vengono privilegiate rispetto a Pasto, significa sollevare una rivoluzione anche nel Veneto, una provincia si scaglierebbe contro l'altra, ci sarebbero coalizioni un po' strane, Venezia che riceve più degli altri certamente non accetterebbe anche per la sua particolare situazione di vedere ridimensionati i suoi contributi. Direi che la situazione è esplosiva così come è messa, tra l'altro ci sono delle incongruenze direi assurde nella distribuzione del Fondo Nazionale Trasporti che viene distribuito su quota chilometrica. Quindi a un certo punto conviene far girare gli autobus vuoti anziché razionalizzare il servizio per percepire quelle 1.700 lire a chilometro piuttosto che ridurre il numero di chilometri. Un'azienda che si razionalizza all'interno, che elimina diciamo, le corse che sarebbero meno necessarie, a un certo punto rischia di venire penalizzata, anzi viene penalizzata nella distribuzione del fondo. Chi elimina gli sprechi viene penalizzato? Sì, perché ha meno soldi, essendo distribuiti proprio su base chilometrica, meno chilometri si fanno, meno soldi si pigliano. Però adesso che avete l'interlocutore nuovo, sia la Regione che il Governo a livello nazionale, potrete magari cercare di distribuire meglio questi soldi e di ripartire meglio di prima? Direi che il concetto è abbastanza composito. Da un lato abbiamo la necessità di basarci su altri parametri per andare a distribuire i soldi del fondo. Tra i parametri che erano stati proposti dal governo precedente c'era quello del numero di passeggeri che effettivamente si trasportano. Quindi ci sarebbe un'incentivazione, riprenderemo la domanda che era stata fatta all'ascoltatore precedente, un'incentivazione nel fatto di recuperare utenza, quindi avremo un doppio beneficio. Bisogna misurare la quantità di passeggeri e non Per chi dice qualcuno potrebbe barare. Qualcuno potrebbe dire che ha fatto salire più passeggeri di quanti effettivamente ne ha fatti salire. Il problema invece per quanto riguarda la ridistribuzione a livello nazionale, questo è un problema molto più delicato. L'ultimo atto in cui si è verificata una ridistribuzione è proprio di pochi mesi fa, nella conferenza Stato-Regioni sono stati tolti alcuni
alcune decine o centinaia di miliardi a regioni che ne avevano direi una quantità notevolmente superiore a quella del Veneto e sono stati ridistribuiti tra le regioni. Anche il Veneto ha usufruito di una sua parte, circa 80 miliardi in più. È evidente però che queste regioni che hanno ricevuto in meno non è che diminuiscano, che in queste regioni diminuisca il problema del trasporto pubblico. Una di queste regioni è il Lazio. Il Lazio ha dei deficit dal punto di vista del trasporto pubblico che sono assolutamente paurosi. Ma non è solo il Lazio, è la Lombardia, ce ne sono. Il trasporto è in crisi dappertutto in Italia. Sono circa 11.000 miliardi di deficit. Insomma, non è una consolazione questa. No, non è una consolazione. Teniamo conto però che è difficile pensare che senza Fondo Nazionale Trasporti un'azienda riesca a restare all'interno del mercato. C'è un punto di convenienza tra il biglietto e il fatto che una persona salga all'interno del mezzo pubblico. In tutta Europa non si riesce a superare il 55% di copertura del costo del servizio. Siamo stati, come dire, benevoli su questa cosa, ma proprio anche negli altri paesi, quelli che hanno una tradizione più forte anche dal punto di vista dell'utilizzo della parte pubblica, non riescono a recuperare oltre queste percentuali, 50-55%. All'interno del servizio. Tutto il resto viene coperto dalla parte pubblica, se no si chiuderebbero le possibilità di avere una mobilità all'interno del territorio, perché teniamo conto anche di questo fatto e ce ne accorgiamo col fatto che l'ATP è fallita. Cioè quando manca l'azienda di trasporto pubblica le strade non bastano più, non si riesce più a percorrere quei tratti che prima si... certo. Come ho detto prima, è un costo sociale anche in costi di inquinamento sia acustico. Io però vorrei aggiungere un'altra cosa, se me lo consente, a questo riguardo. Sono d'accordo con quello che diceva Ongaro. Però bisognerebbe anche che la Regione facesse la sua parte, che a termini di Costituzione è quella di programmare e non di immergersi nella gestione. Invece, non dico in astratto, la Regione Veneto troppe volte, troppo continuativamente in questi anni, si è immersa in cose minuziose di gestione e non ha fatto quasi niente di programmazione. Ora il fatto che non si bari, che si diano dei nuovi criteri di ripartizione, per cui non ci sia la provincia che ha di più rispetto all'altra, l'azienda e così via. Questo è compito specifico di programmazione da parte della Regione, che però ho l'impressione che non si muova in questo senso, in questa direzione, o almeno in passato non si è mossa. Ho fatto parte di una commissione della CISPER, proprio trasporti, per appoggiare la Regione, ma non viene fuori proprio niente da lì. Direi che non ne vogliono sentir parlare. Comunque adesso c'è la giunta nuova, speriamo che le cose cambino. Speriamo, esatto, che con la giunta nuova... Giunta nuova sia nuova in questo senso, sia fatta di gente che sente tutti come il suo dovere, ma poi decide, bisogna ben che qualcuno decida prima o poi faccia delle scelte. Queste scelte accontenteranno qualcuno, scontenteranno qualcun altro, ma bisogna pur farle e bisogna che siano trasparenti, perché sennò ognuno teme di avere avuto, ogni provincia, ogni azienda, eccetera, teme di avere avuto meno di un altro. Bisogna che i criteri siano esposti chiaramente e siano controllabili su dati obiettivi. Secondo me quella del numero di passeggeri trasportati io non sono mica molto favorevole, ci sono altri parametri, adesso ne dico qualcuno. Intanto una differenziazione fra zone di pianura e zone di montagna o collinari che chiaramente va fatta, ma a parte questo si potrebbe vedere ogni azienda quale bacino serve come estensione geografica e quale numero di abitanti c'è in quel bacino residente. Può essere direttamente o inversamente proporzionale l'una all'altra. Insomma, tutto sta nel costruire certi numeri indici che tengano conto di tutti questi fatti e poi in base a quei numeri indici proporzionalmente a quelli si ripartisca. Ma quei numeri indici devono essere fissati con chiarezza in modo che siano controllabili e non siano labili come sarebbe invece quello del numero dei passeggeri trasportati, perché quello sì si presta a troppi giochetti, poi faremo tutti i furbi prima o poi. Invece bisogna che siano dati certi, controllabili, obiettivi. È compito della Regione, secondo me, sentire tutti, prima di tutte le province che sono le autorità di bacino, fra l'altro, e anche tutte le aziende e anche tutti quelli che vogliono loro sentire, e poi fissino bianco su nero quali sono questi criteri.
In base a questi criteri, pochi o tanti che siano i soldi, si ripartiscano. Anche altre cose che secondo me sono scorrette, e sono almeno due. Una è, ogni tanto viene fuori, poi non se ne fa niente. Il governo pare che intervenga lui per ripianare i mutui, i regressi. Come lo fa? Dopo che tutte le aziende ormai da più di un anno, 2 anni ormai, hanno presentato il piano di risanamento. Non lo fa erogando dei soldi, anche lo Stato ne ha pochi, in funzione di come si è stati dentro al piano di risanamento, per esempio. Lo fa dicendo: io ripiano il 65% a tutti, così premiando una volta ancora chi ha sperperato e danneggiando quelle aziende, fra cui certamente quelle padovane, che invece hanno gestito in modo oculato. Questo va detto. E la seconda è, quando nella legge finanziaria ancora dell'anno scorso c'è la fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende del mezzogiorno, comprese le aziende di trasporto, faccio presente agli ascoltatori che per quanto riguarda questo aspetto, se ci fosse la fiscalizzazione degli oneri sociali anche qui a Padova, l'ACAP invece che avere un passivo diciamo attorno ai 9 miliardi, avrebbe un attivo di 3 miliardi. Non mi pare giusta questa sperequazione che finisce non tanto per incentivare il mezzogiorno, in questo modo si incentiva a non darsi una mano a far andare le cose meglio. Questo è assistenzialismo, questo deve finire. Bene, un'ultima domanda al Presidente dell'ACAP. C'è un nuovo servizio che verrà erogato fra poco, il Telebus ACAP. Sì. In cosa consiste? Consiste in questo: nelle mattine della domenica, per certe zone, che come ho detto prima, proprio perché c'è poca richiesta di mobilità, e allora certe linee sono molto diradate, precisamente in tutte quelle strade dove ci sono fermate dell'autobus e sono servite da una sola linea di autobus urbano con frequenza inferiore ai 45 minuti, da quelle fermate, da casa anche, si può chiedere a un numero che adesso mi sfugge ma è stato pubblicato sui giornali, un numero particolare, solo nelle domeniche mattina, si può chiedere un servizio dell'ACAP. L'ACAP provvede, dopo aver convalidato la telefonata, provvede mandando un pollicino che fa il giro. Questo sarà possibile in partenza da quelle fermate che saranno indicate con un adesivo in qualche modo, in modo che siano chiare, con destinazione soltanto ai punti di maggiore richiesta di mobilità, che sono la stazione ferroviaria e la zona degli ospedali. Questo si fa... Il servizio è gratuito? No, si paga il biglietto. Si paga, sì, gratuito nel senso che si paga solo il prezzo del biglietto. Solo il prezzo del biglietto, abbonamento. Un bel servizio. Questo serve anche a noi, e anche quello che prima diceva che non facciamo niente, per vedere non solo di catturare un'utenza per invogliarla a usare il mezzo pubblico, ma anche vedere se non sia una strada, lo facciamo in modo sperimentale, lo dico subito, una strada percorribile in futuro. Può darsi che nelle giornate, certamente la domenica per esempio, proviamo a vedere se riusciamo a gestirla, dobbiamo sperimentare, è una novità, a livello di trasporto urbano in Italia è una novità assoluta, non è mai stata provata da nessuna parte. E questo inizierà da quando? Inizierà dalla fine del mese di giugno, mi pare, fino alla fine di luglio, ma è prorogabile anche oltre e non occorre neanche che lo deliberi il Consiglio di amministrazione, lo delibera la direzione dell'ACAP, visto come vanno le cose. Bisogna vedere se i cittadini richiedono questo servizio oppure no. O se magari bisognerà fare un'informazione adeguata. Certo la faremo. Bisognerà anche vedere se per caso non siano troppi i cittadini che lo chiedono, per cui non siamo in grado di gestirlo. Io credo che queste cose vadano sperimentate, non si possono sperimentare tutte le cose che saltano per la testa. Se qualche cosa sembra essere ragionevolmente perseguibile, vale la pena di provare e poi vedere se si riesce a gestirlo. Non è escluso che in futuro, se la cosa viaggia bene, si possa alla domenica, per esempio, addirittura eliminare completamente il servizio ordinario sostituendolo solo con questo. Lo dico con un grosso punto di domanda, vedremo come vanno le cose. Un'ultima parola proprio in chiusura, prospettive per l'ATP e magari una parola di speranza per chi ci ha seguito.
Le prospettive dell'ATP, cioè della nuova azienda di trasporto, direi che sono positive, dipendono ancora, almeno per quanto riguarda i mezzi, dalla decisione del Tribunale, che speriamo di avere nel giro di un paio di giorni. La costituzione dell'azienda dovrebbe essere fatta per settembre, ripeto anche che però il servizio partirà prima, cioè attraverso la cooperativa che si è già costituita tra i lavoratori affideremo il servizio appena in grado, pensiamo al giro di una quindicina di giorni. Bene. Posso dire una cosa sola che mi associa a quello che ha detto Ongaro, che è una cosa che tocca a tutti, alla solidarietà, purtroppo più di tanto non posso fare, sia per i lavoratori dell'ATP che anche tutti gli utenti che sono tutti in gravissimo disagio. Possa essere sanata in modo anche efficiente e produttivo per il futuro. Mi ha rubato la parola, volevo dire io, esprimiamo anche tutti quanti noi e chi ci ha seguito, immagino, la nostra solidarietà a tutte le persone che sono in sospeso e come utenti, ma soprattutto alle persone che sono a casa che risultano tutt'oggi disoccupate e senza neanche un sostegno da parte dello Stato. Bene, vi ringraziamo, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con l'assessore Tiozzo che è assessore al commercio e vi ricordo che domani andrà in onda la replica verso l'1 del pomeriggio. Arrivederci a tutti e buonasera.